Qui ci sono 15 ugelli per lato, ognuno dei quali viene modulato con un flusso di miscela per la protezione fitosanitaria proporzionato a quanta vegetazione è stata vista dalle telecamere pochi secondi prima. Nicola Vicino descriveva così a dicembre al microfono di Agricoltura Veneta le componenti del macchinario per il trattamento di precisione dei vigneti, frutto del suo talento per l'innovazione. E un altro suo prototipo era quello che l'ingegnere viticoltore di Zenson di Piave stava trasportando sul suo furgone lungo l'autostrada A4 quando all'altezza di Cessalto si è trovato di fronte alla colonna di camion ferma per l'incidente della mattina a un'autocisterna di fenolo. Fatale forse una distrazione, l'impatto con il tir che lo precedeva è stato devastante. Una vita spezzata a 47 anni nel corso dei quali Nicola non aveva esitato a prendersi carico insieme alla sorella Denise prima dell'azienda fondata nel 1976 da papà Elvise e mamma Nadia, la CET Electronics di via Fermi, poi nel 2012 alla morte dello zio, della Terre Grosse, vigneti e cantina sull'altro lato della strada, determinato a produrre vino biologico. Era pronto a raccogliere le sfide, niente lo spaventava. Nel piazzale dello stabilimento quel macchinario su cui stava lavorando un prodotto per la viticoltura del futuro. I dati di vigoria che possono essere rilevati possono essere poi sfruttati anche durante l'inverno, magari anche da un mezzo autonomo, per realizzare una fertilizzazione a terra proporzionata a quello che era lo stato di vigoria del vigneto. Era la mente di tutto e quello che non sapeva non vedeva l'ora di impararlo, racconta Denise. La salma è stata ricomposta all'obitorio di San Donà di Piave, la famiglia attende ora il nulla osta per i funerali. Il 47enne lascia la moglie e 2 figli giovanissimi di 13 e 15 anni. Nicola era una persona conosciuta e stimata a Zenson di Piave, nella nostra piccola comunità, è un amico ma anche un giovane imprenditore lungimirante e brillante, capace di costruire con passione e competenza le sue realtà importanti che ha costruito. Di fronte a una tragedia così grande le parole rischiano di essere inutili. Possiamo solo stringerci attorno alla famiglia e far sentire loro che non sono soli.